Buonasera, buonasera amici della terrazza mare di Lignano Sabbiadoro e buonasera a voi amici di Telefriuli. Benvenuti alla finale di Moda d'autore, concorso per stilisti nato 13 anni fa con un'idea sicuramente interessante da parte dell'agenzia Modashow.it e con lo straordinario sostegno del comune di Lignano Sabbiadoro. Qui di fronte a noi c'è il mare bellissimo di Lignano, qui abbiamo degli ospiti e del pubblico che ringraziamo e poi alle nostre spalle ci sono delle modelle pronte a indossare dei capi di creazioni di stilisti davvero straordinari. Andremo a vederli insieme. Moda d'autore è un concorso che nasce sicuramente come gara, ma non solo, anche un'opportunità degli stilisti di scambiarsi tra loro opinioni, in qualche modo anche delle scambi culturali, chiamiamoli proprio così. Due giorni intensi, ieri la prima giornata dove la giuria è stata davvero preziosissima e ha dedicato molto tempo per ammirare le creazioni, valutarle, dialogare con gli stilisti finalisti, perché ricordiamo che per essere qui alla finale di Moda d'autore a Lignano Sabbiadoro questi stilisti hanno superato una prima fase, quella della preselezione, infatti avevano tutti inviato dei bozzetti e una giuria tecnica ha scelto i migliori. Adesso li vedremo realizzati qui su questo palcoscenico. Cosa accadrà? Io andrò a presentare a gruppi di 3 gli stilisti, poi avremo dell'intervento di alcuni ospiti graditissimi, vi presenterò la giuria, insomma avremo modo di divertirci insieme. E quindi iniziamo subito con Erika Steinwidder di Art by Graz. Insieme a lei vedremo le sfilate poi di William Alexandru Lupu di Udine e di Stefano Montarone di Roma. Amici telespettatori, amici della Terrazza Mare, Moda d'autore inizia. A voi!
Grazie, abbiamo visto le creazioni di Erika Steinwidder, che arriva da Art by Graz, William Alexandru Lupu di Udine e Stefano Montarone di Roma. Un applauso per loro, e questo è solo l'inizio. 19 sono gli stilisti in gara, 19 sono gli stilisti che si sono dati appuntamento qui a Lignano Sabbiadoro, e io l'ho detto all'inizio e lo dirò sempre, perché se si riesce a organizzare una manifestazione così importante, sicuramente grazie al Comune, alle istituzioni che sostengono queste iniziative. Questa sera abbiamo due ospiti che faremo parlare in due momenti diversi dello spettacolo. Intanto io inizierei a presentare il vice sindaco Manuel La Placa. Avvocato La Placa. Buonasera, buonasera a lei. Buonasera a tutti, benvenuti a tutti i nostri ospiti e ai nostri spettatori a nome dell'amministrazione comunale di Lignano. È un piacere avervi tutti qui, essere con Michele, che è un amico di Lignano ormai da tanti anni, e poter partecipare a un evento di questo tipo e portare la presenza dell'amministrazione a un evento così importante. Lignano, lo hai detto tu stesso, lo hai ricordato, con le sue meraviglie naturali e con la capacità turistica e imprenditoriale che la caratterizzano da tanti anni, è stata ed è ancora oggi la terra delle opportunità ed è l'emblema di uno stile. Lo stile è il marchio di Lignano, e quindi quale migliore occasione come questa per rappresentare la nostra località. Lo stile che è rappresentato questa sera nei nostri stilisti, nei modelli che sfileranno e che saranno qui presenti, sono proprio l'emblema di quello che Lignano vuole essere: qualità, stile, capacità e la terra di opportunità per tanti di costruire, confrontarsi, come tu stesso hai detto, scambio anche culturale, mettiamolo anche così, e di ottenere la propria possibilità di avere una visibilità, perché Lignano dà visibilità a chi è capace, a chi se lo merita, a chi ha voglia di raggiungere l'obiettivo, e quindi quale migliore occasione di essere qui questa sera. Siamo sicuri che l'evento piacerà a tutti, la qualità non manca, quindi ancora un benvenuto al termine di questa lunga stagione che è stata molto, molto intensa e ci ha regalato tanti successi. Perciò buon proseguimento a tutti e ancora un benvenuto da parte dell'amministrazione di Lignano, che è qui molto volentieri presenzia a questo evento così importante e così prestigioso per tutti noi. Grazie. Grazie a lei vice sindaco. Grazie, ed è davvero bello, perché immaginate questi stilisti che si ritrovano, sentirete le provenienze, arrivano davvero da tante città italiane, si ritrovano insieme a Lignano, che diventa per questo periodo davvero la capitale della moda giovane, della moda di tendenza, di quelle che saranno anche, perché no, lo stile e il design del futuro della moda italiana. E questo è bello, e questo è avvenuto perché tanti stilisti sono partiti da moda d'autore e hanno ottenuto anche forse l'opportunità, magari la voglia, la grinta di rimettersi in gioco, e questa è moda d'autore. Questa è moda d'autore. Bene, andiamo con la prossima terna di stilisti. Virginia Milan, che arriva da Mirano, quindi dalla provincia di Venezia, Elisa Pecenco, che arriva da Trieste, e Chiara Soffiati, che arriva da Latina. A voi.
bello di Moda d'autore è che si riserva sempre qualche sorpresa. Volete vedere le creazioni di Elisa Pecenco? Volete vedere le creazioni di Chiara Soffiati? Intanto ci guardiamo insieme un po' di pubblicità e poi andiamo con loro. Pubblicità! E siamo sempre qui dalla Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro per la finalissima del concorso Bestilisti Moda d'autore. Ci siamo salutati prima della pubblicità con le creazioni di Virginia Milan di Mirano e ora andiamo insieme a vedere le creazioni di Elisa Pecenco di Trieste e di Chiara Soffiati di Latina. A voi.
Molto bene, grazie a Elisa Pecenco di Trieste e Chiara Soffiati di Latina. Bene, l'abbiamo citata prima e vorrei subito qui sul palco insieme a me la titolare dell'agenzia Modashow.it, colei che ha inventato e propone moda d'autore, regista di sfilate di moda, Paola Rizzotti. Ciao Paola. Buonasera. 2 giorni intensissimi, raccontaci un po' come sta andando. Dire 2 giorni intensi forse è un po' poco e riduttivo, nel senso che stiamo vivendo una 48 ore con la presenza di questi straordinari stilisti che, come hai detto tu prima, arrivano da tutta Italia, anche dall'estero, e sono qui per un confronto. È vero, c'è la gara, come ha parlato anche prima il vice sindaco, ma in realtà è anche una forma di confrontarsi, perché comunque stanno insieme, ognuno vede i capi dell'altro, prendono spunto, vedono che tessuti usano, e quindi mi piace perché Moda d'autore continua a crescere, da 13 anni è così, ma noi siamo molto molto soddisfatti. Vuoi presentare tu la giuria? Faccio io? No, sto io qui, però andiamo a presentarla. È giusto che ci sia anche tu, perché abbiamo un gruppo di giurati davvero straordinari che ci fanno compagnia e dedicano davvero molto molto tempo. Iniziamo da l'assessore al turismo Massimo Brini. Grazie assessore, ci vedremo più tardi. Lei da diversi anni segue tante iniziative che abbiamo realizzato a Modashow.it e da diverso tempo è giurato di moda d'autore. Poi abbiamo Silvia Peruzzo Meggetto, alzate se volete, fatevi pure vedere dalla telecamera, imprenditrice, presidente terziario Donna Commercio Mestre, quindi grazie a lei. Poi abbiamo avuto con noi in giuria l'assessore Marina Bidin, grazie anche a lei. Sempre da quella parte Dino Spallanzani, arriva da Reggio Emilia, ha una catena di negozi. Dino è un imprenditore del settore e Dino in questi anni ci ha aiutato a far crescere moda d'autore perché spesso, avendo dei rapporti con importanti aziende, ha segnalato gli stilisti che lui riteneva più interessanti indipendentemente dal fatto che vincessero o meno ad alcune aziende, e alcuni stilisti hanno lavorato in queste aziende, quindi ti ringraziamo davvero per il lavoro prezioso che fai. Da questa parte invece, sicuramente voi che state guardando la televisione sapete che cos'è Striscia la Notizia, sapete cos'è il Festival Bar, cos'era Bim Bum Bam, cos'era Casa Vianello. Beh, dietro queste trasmissioni c'è sempre una scenografia importante e questa scenografia era realizzata da Sergio Giacon, anche lui un altro giurato di quelli importanti e di peso in moda d'autore. Un nome che diciamo che a Lignano è un mito perché lei ha qui la sede, la sua storia inizia a Lignano, ma è conosciuto ormai a livello nazionale, ci fa compagnia ogni anno con la sua creatività, tra l'altro ringraziamo lei e lo staff perché cura anche l'acconciatura delle modelle, Ondina Pozzatello di Ondina Equip. Grazie Ondina. Le sue mani, la sua abilità hanno davvero pettinato tante star anche della moda e quindi anche lei è una giurata preziosa per noi. Mario Mirasola, autore, regista, conduttore radio-televisivo. Grazie Mario. E poi anticipiamo subito una cosa che a te piace tanto, lo so Paola, che è Sabrina Minucci, è la stilista del progetto Nero Luce, un progetto al quale noi siamo molto legati, vero? Molto, molto, mi emoziona sempre vederle, ma sapere di averle qui a Lignano mi dà sempre un grande sostegno. Presentali tu perché io non sono capace. No, Nero Luce lo presentiamo dopo in un momento loro dedicato, quindi grazie Sabrina. Paola, hai dietro delle modelle che ti aspettano, hai altri stilisti che ti aspettano, grazie per il tuo intervento, ci vediamo poi. Andiamo avanti con le prossime 3 proposte moda che sono realizzate da Marie Soete di Krampendorf am Wörthersee. L'assessore Brini ieri sera è stato preziosissimo perché ci faceva da interprete a quelle che erano le nostre stiliste dall'Austria. Lei faccia finta che io abbia pronunciato tutto bene e anche voi fate finta che sia andato tutto bene. Poi Maria Soete però sì, dovrei essere riuscito a pronunciarlo bene. Rosangela Catone che arriva da Buccino in provincia di Salerno e Elena Ferrari che arriva da Roberbella in provincia di Mantova. Ecco le loro creazioni.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. E je subis tes balivernes. Grazie a Maria Soete, grazie a Rosangela Catone, e per vedere le creazioni di Elena Ferrari un po' di pubblicità e torniamo subito. Qui dalla terrazza mare di Lignano Sabbiadoro, serata finale del concorso per stilisti Moda d'autore, 19 stilisti in gara. Rimanete con noi perché vedrete delle creazioni straordinarie fatte da stilisti che si sono impegnati, che hanno superato la prima fase di preselezione con i loro bozzetti. Una giuria tecnica ha scelto i migliori e questa sera qui vedremo le loro realizzazioni. Vi avevo salutato dicendo che sarebbero arrivate le creazioni di Elena Ferrari di Roverbella in provincia di Mantova e le promesse si mantengono. A voi le creazioni di Elena Ferrari. Yeah, let's go to the beach. Chasing the ocean, I want to be free. Free as a bird flying over the sea. Grazie anche a Elena Ferrari. Bene. A questo punto abbiamo un altro ospite che interverrà su questo palcoscenico, l'ho anticipato prima. Un assessore che sta seguendo da tempo queste manifestazioni, è sempre stato molto vicino a Moda d'autore, che poi tra l'altro è una costola di quella che era una manifestazione che esiste tuttora, che è Lignano in Moda, che proprio venne ideata insieme all'assessore qui presente 22 anni fa. L'assessore al turismo Massimo Brini, buonasera. Buonasera. Moda d'autore poi ha preso una sua strada e ci fa molto piacere questo, però siamo sempre qui insieme a raccontarle, questa è la cosa molto molto bella. Grazie. A lei la parola.
Prima di tutto volevo sottolineare l'importanza della manifestazione per Lignano Sabbiadoro, perché ieri sera ha visto anche la presenza del sindaco Laura Giorgi, questa sera quella del vice sindaco, del sottoscritto, dell'assessore Marina Bidin, e quindi la presenza in massa dell'amministrazione fa sì che la manifestazione venga ritenuta importante per l'amministrazione comunale. Diciamo che il lavoro della giuria è stato difficilissimo quest'anno, perché fosse stato per me avrei messo 10 a tutti, ma bisognava purtroppo fare una scelta ed è stato veramente difficile, per cui i miei primi complimenti vanno alla giuria, perché sono stati tutti molto attenti, tutti hanno commentato, ognuno con il proprio gusto, la scelta, e questo fa sì che questa manifestazione cresca proprio perché c'è una giuria in grado di dare dei voti veramente con cognizione, e io credo che questo sia uno dei punti base della manifestazione. Poi naturalmente il pubblico qua presente, un ringraziamento alla Lisagest che ci ospita, e la collaborazione fra il Comune e la Lisagest è importantissima per la località, perché fa sì che uno sia la mente, uno il braccio, e qualche volta l'altro il braccio e uno la mente, ma possiamo offrire ai nostri turisti ogni sera qualche bel evento per Lignano. Una cosa però mi tocca dire sugli stilisti, ce n'è una in particolare che, se per caso aprirà uno stand nella prossima manifestazione, la Bike Week, che si terrà qua a Lignano Sabbiadoro a metà settembre, e secondo me farà faville con i bikers, perché ha dei vestiti veramente che vanno su misura per la nostra manifestazione. Quindi un complimento, un saluto a tutti, e naturalmente la stagione di Lignano non finisce con il 30 di settembre, ma neanche col 30 di ottobre, perché poi ci sarà il Natale, ci saranno tantissime manifestazioni, quindi a Lignano Sabbiadoro non ci si annoia mai, neanche nei mesi che vengono ritenuti in tante altre località turistiche di bassa stagione. Quindi un invito a tutti di venire a trovarci, perché nei weekend ci sarà sempre una sorpresa, e le sorprese per il 2022, ma anche per il 2023 non mancheranno. Grazie Assessore, Lignano è bellissima sempre d'estate, ma il fascino del Lignano d'inverno è comunque qualcosa di magico, quindi veramente grazie Assessore, ci vediamo dopo ovviamente per le premiazioni. Prossima terna di stilisti, Michael Lamattina che arriva da Bresso in provincia di Milano, Sheila, attenzione, si dice proprio Sheila perché mi ha chiesto, mi raccomando, così è la pronuncia che le sembra più opportuna per il suo nome, è Sheila Condello di Ponteranica in provincia di Bergamo, e poi Cristina Mocchiutti di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine. Andiamo con le creazioni di Michael Lamattina, a voi. Ven, déjame ver, antes de suponer lo que escondes de mi mujer. Hoy descubriré que se prenda el pared, que siga la música y que no pare. Hasta mañana, dale, pierde los modales. Con este ritmo y hasta abajo, dale, pero que bien te sale. Llegale al party que donde se formó el desorden. Sé que tú eres buena, ya la veré honda. Que nada te importe, no te me comportes. Si no estás lista es mejor que la misión aborte. Que esto lo empezamos el fin de semana y terminamos el lunes por la mañana. De aquí tú no te vas con la mente sana. No te me viste santa si tú eres mala. Llegale al party que donde se formó el desorden. Sé que tú eres buena, ya la veré honda. Que nada te importe, no te me comportes. Si no estás lista es mejor que la misión aborte. Que se prenda el pared, que se prenda el pared, que siga la música y que no pare. que no pare. Hasta mañana, dale, 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 pierde los modales. pierde los modales. Con este ritmo y hasta abajo, dale, pero que bien te sale. Dale, que la noche hable. Solo dame un motivo pa' amanecer contigo. Con la música se inspira y conmigo se motiva. Me dijo que es legal ese humo que respira. Te hago una pregunta, ¿cuál es tu estado? Carita chinadita, ojito colorado, yeah. Hoy sí salimos los dos, aunque esté en contra el reloj. Ya no hay nada que nos pare.
see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, baby, I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. 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 I see him blue, I see him blue, I see him blue. Oh, when you see everything in red. There's nothing that I wanna do for you, do for you, do for you. Oh, 'cause you got inside my head. Marvaret.net. empezó a cambiar. La noche que te conocí, tenía poco que perder y la cosa sigue así. Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio hacer. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Oh, oh, ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé, bailé y me enamoré. Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando, que bien lo estamos pasando. Oh, oh, me enamoré, me enamoré. Grazie, grazie, complimenti, complimenti anche a loro. Bene, io vorrei fare un ringraziamento particolare delle persone che stanno lavorando per realizzare questa trasmissione, che sono Gian Domenico Ricci in regia, facciamo un applauso per Gian Domenico, e per Simone Caramaschi, che è l'operatore di ripresa qui di fronte a me. Grazie Simone, hai fatto un lavoro straordinario e prezioso. E poi io voglio, lo faccio spesso, mi fa molto piacere, salutare tutti gli amici che ci seguono in streaming su telefriuli.it. Quindi un saluto a tutti loro, e questo applauso che noi facciamo a voi arriva dalla terrazza mare di Lignano Sabbiadoro, perché Telefriuli, grazie al sito internet, è seguita davvero in tutto il mondo, e ci fa piacere che grazie a questo tanti nostri stilisti questa sera abbiano davvero una visibilità internazionale. Detto questo, adesso stiamo qui su questo maxi schermo, apparirà la pubblicità che noi guardiamo qui e voi la guardate da casa vostra. Pubblicità. Torniamo subito. Eccoci qui, Lignano Sabbiadoro, terrazza mare, finale del concorso per stilisti moda d'autore, qui su Telefriuli. Bene, l'abbiamo detto che è un alternarsi di moda, di stilisti, di creazioni a ospiti. Abbiamo parlato del comune di Lignano Sabbiadoro, ovviamente, che ci dà la possibilità di realizzare questa manifestazione. Ringraziamo Lignano Sabbiadoro Gestioni che ci offre questa cornice straordinaria che è la terrazza mare. Grazie per l'applauso, perché
È un onore, un privilegio, questa è una struttura che fa parte della storia di Lignano Sabbiadoro e essere qui davvero, ripeto, è un privilegio. E poi abbiamo ospiti che hanno dedicato del tempo ai nostri stilisti e io vorrei qui vicino a me Silvia Peruzzo Meggetto, imprenditrice, presidente del terziario Donna di Confcommercio Mestre. Buonasera a lei. Buonasera a tutti, grazie Michele, buonasera. Porto alta la bandiera del Comune di Venezia, c'è anche una stilista, una ragazza che come me viene dal nostro territorio, ma portiamo alta questa sera la bandiera del Made in Italy con qualche ospite internazionale. Una serata, posso dirlo, stupefacente. Io ho visto tutti gli abiti ieri sera e devo veramente dire che stupefacente. L'organizzazione, i tecnici, il pubblico, la giuria, la città, Michele e Paola che sono sempre meravigliosi. Scusa, gli spiccioli? No, lo sapete, io vi voglio bene, siete straordinari, le modelle, gli stilisti, quindi faccio un augurio a tutti gli stilisti di vedere i loro abiti nei nostri negozi, in tutti i negozi d'Italia. Un in bocca al lupo a tutti e vado a risedermi perché lo spettacolo è troppo bello, grazie. È un'imprenditrice nel settore dell'abbigliamento e degli accessori, con catene di negozi davvero importanti e come dico sempre io, Moda d'autore deve avere dei tecnici in giuria, ma devono avere anche delle persone che hanno l'occhio per poter un giorno proporre questi capi nelle vetrine per raggiungere il grande pubblico, perché bisogna riuscire a trovare il giusto mix a tutto questo, quindi davvero è un onore averla avuta qui con noi quest'anno a far parte della giuria. Grazie davvero. Grazie, buona serata. Mi sono permesso di scherzare su quello, pago per i complimenti, insomma, ci conosciamo. Poi davvero il clima di Moda d'autore è bello, perché è proprio questo, insomma, c'è un gruppo, chi ci segue, siete in tanti, sanno che ci sono tanti giurati che ritornano a trovarci ogni anno e questo ha creato veramente una sorta di famiglia. Poi ogni anno si aggiunge qualche nuovo elemento importante e quest'anno tra coloro c'è anche Silvia Peruzzo Meggetto. Andiamo avanti, pronta con la prossima terna di stilisti, ma certo, prontissimi. Sabine Praxmarer di Landek, insieme a Samantha Mariotti di Massa e poi Luca Galletti di Mediglia in provincia di Milano. Ecco le loro creazioni. Ay. Fonsi, Chihuahua. Oh, oh no, oh no. Oh. Hey. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver. E la tentazione di un'eterna novità e lasciare che la cura sia la musica. La vita è così lunga da passare, ma troppo breve per disperderla. E la sensazione di una nuova libertà
e a pensare che il corpo guida l'anima. La notte sta planando con dolcezza, la cassa batte come il cuore fa. Ballare, 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 ballare. Tu sei un sole che illumina la notte ed io un uomo caduto dalle stelle, caduto dalle stelle. L'espressione più spontanea di vitalità, dal cielo chissà come è arrivata fino a qua. In principio è stato il movimento, l'istinto che ci muove, che ci fa ballare. Venga a bailarlo, venga a gozarlo, pero mantiene tú las manos arriba. Y todo el mundo con las manos arriba. Y si te gusta con las manos arriba, ven y siente la sensación. Y yo te canto en esta canción. Estoy bailando loca, estoy bailando loca, estoy cantando oh, 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 oh. Estoy bailando loca, la chica es mi loca, estoy cantando oh, 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 oh. Estoy bailando loca, estoy bailando loca, estoy cantando oh, 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 oh. Estoy bailando loca. Molto bene. E ora andiamo avanti con altre due creazioni di stilisti che sono Veronica Steinbacher di Kaumberg e Francesco Conte di San Donà di Piave, provincia di Venezia. Eccoli. You make all the dopamine in my bloodstream. The way you touch me, I'm loving the feeling. The dopamine in my bloodstream, let it control me. I'm loving the feeling. Differenza sottile tra il fare e il dire, sai che c'è di mezzo un mare e ci puoi morire. Ho tracciato un confine, sono solo linee, ho camminato mille strade per non farti scoprire. In questo piccolo spazio, in una piazza così grande, la mia vita mi sorprende, mi riempie di domande e tu non hai risposte, ma sorridi al momento giusto a farmi incazzare e poi
del mio. Quando per paura l'ho nascosto pure Dio. Mi fiderò ma non sarò senza riserve. Temere di amare o amare senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente. Meglio qualcosa per cui soffrire, che niente per cui vivere. Meglio qualcosa che non puoi capire, che qualcosa che puoi solo dire ok. Amarti è facile e impossibile, la tua vita è un'area inagibile. Io posso entrare solamente però se non ti deludi smetti di decidere al posto di lasciarti andare. Dimmi solo di no, se dimmi solo di no, di no. Se io non vedo niente, no, non hai deciso di chiudere una porta di te, perché sai che cosa che tu mi fiderò delle parole che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure Dio. Mi fiderò ma non sarò senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente. Che mi tiene sicuro in un giorno qualunque, un'ora prima del buio. Mi fiderò perché non è una promessa e nessuno dei due ha mai detto lo giuro. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure Dio. Mi fiderò ma non sarò senza. Ma che belle cose continuiamo a vedere su questo palcoscenico e ovviamente su Telefriuli, che io voglio ringraziare a nome di tutta l'organizzazione per essere vicina a questo evento, anche perché Telefriuli è un po' la ciliegina sulla torta, nel senso che il pubblico straordinario che ci circonda, la città di Lignano sicuramente rende felici e importanti questi stilisti, perché poi lo vediamo sui social, insomma loro stessi ci tengono a far sapere che hanno portato le loro creazioni in una città di respiro internazionale come Lignano Sabbiadoro. Però la televisione aiuta a promuovere ancora di più, perché in realtà, come è stato detto più volte nel corso di questo nostro incontro Moda d'autore, è una gara, ma in realtà è una grande vetrina, è nata con questo scopo, far conoscere quello che è il lavoro, il talento e la creatività di questi sarti straordinari. Quindi davvero complimenti, farei un altro bel applauso per tutti loro, perché ci stanno facendo vedere delle cose davvero bellissime. E poi il camerino, vedere l'ultimo ritocco fino al secondo prima di uscire, sempre pronti a dare il meglio, anche il dettaglio più insignificante per loro è importantissimo e tutto deve funzionare al meglio. Grazie davvero. E ora, detto questo, rimanete con noi, andiamo con un po' di pubblicità, torniamo subito perché fra un po' sapremo i vincitori di Moda d'autore 2022. Pubblicità, state con noi. Ed eccoci pronti dalla terrazza mare di Lignano Sabbiadoro per andare a vedere le creazioni degli ultimi due stilisti in gara per Moda d'autore 2022. Andiamo insieme a vedere le proposte di Manuela Bonizzoni di Mortara, provincia di Pavia, e di Alessia Fragassi di Città Sant'Angelo, Pesaro. A voi. What it had to be when I heard you say what you said to me. To every dude inside, look like you're working up an appetite for the night. Check it. By then I just sat at the back, keeping you out the way you act. Gave a string attack, getting out of line. I'm yanking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place. Don't be no fool, but get along alright. You look like the type that would try to fight. Best off being a friend to me. You don't want to offend me. Better play it cool. Don't know what I might do. Just what it had to be when I heard you say what you said to me. To every dude inside, look like you're working up an appetite for the night. Check it. By then I just sat at the back, keeping you out the way you act. Gave a string attack, getting out of line. I'm yanking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place. Don't be no fool, but get along alright. You look like the type that would try to fight.
the night, yeah, get by then I just sat at the back, keeping you out the way you act, keep stringing that, getting out of line, I'm taking you back in your place. All is well and all is good, stay in your place, don't be no fool, but get along right. Look like the type that would try to fight. There's not been a friend to me, you don't want to love me, but play it cool. Don't Never had much faith in love or miracles. Never wanna put my heart on the line. But swimming in your water, something spiritual. I'm born again every time you spend the night. 'Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise and it shows. Yeah, yeah, yeah. 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah. You bring me to my knees, you make me testify. You can make a sinner change his ways. Open up your gates. Grazie a Manuela Bonizzoni di Mortara, provincia di Pavia, e Alessia Fragassi di Città Sant'Angelo Pesaro. Grazie, un applauso anche per loro che hanno chiuso i 19 stilisti in gara per moda d'autore. Adesso c'è un momento che io ho annunciato prima, al quale noi siamo molto legati, che è Nero Luce. Che cos'è Nero Luce? Nero Luce è un brand molto particolare. Qui con noi c'è Sabrina Minucci e Germana De Angeli. Sabrina Minucci è una stilista che disegna degli abiti che vengono poi realizzati dalle donne che sono nella casa circondariale di Rebibbia, quindi un qualcosa davvero di unico, di straordinario, con un valore davvero molto molto importante. E quindi noi anche quest'anno abbiamo il piacere di avere qui con noi le protagoniste di questo progetto, però prima andiamo a vedere gli abiti, ricordiamo, disegnati da Sabrina Minucci, che ha fatto parte della giuria di moda d'autore, e realizzati dalle detenute della casa circondariale di Rebibbia. Con noi anche quest'anno a moda d'autore Nero Luce. This is the end station, but I can't move away from you. This is the edge of patience, but you won't prove yourself to me. Still you drain my soul, and even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Just one last time.
a noi questa cosa emoziona. Io dovrei stare sotto per le riprese, scusatemi Simone, scusami, ma devo salire sul palco. A noi questa cosa emoziona sempre tanto, perché Nero Luce noi l'abbiamo vissuta, vista. Io ho avuto il piacere e l'onore di presentare una loro sfilata all'interno della casa circondariale di Rebibbia. Ho visto il lavoro che fa Sabrina, che è lei, questa signora bionda, Germana De Angelis, che è la coordinatrice del progetto Nero Luce, e io quando penso a quella giornata mi emoziono tantissimo, perché ieri sera ci siamo raccontati con gli stilisti di questa esperienza e io ho fatto una battuta, ho detto che gli stilisti colorano il mondo. Beh, in quel caso riuscite a colorare un ambiente che di colorato ha poco, però vedere anche nel camerino dove queste donne creano gli abiti, i pass di moda d'autore, è sempre una bella emozione. E complimenti per il lavoro che fate, voi e ovviamente coloro che sono le detenute del carcere. Paola Rizzotti, ma l'attestato di partecipazione, che è quello che noi diamo a tutti gli stilisti partecipanti, viene dato la sera del passaggio giuria, lo consegna loro. Beh, certo, non può mancare, anche perché io ho visto che loro lo conservano all'interno della sartoria, il pass con scritto Nero Luce e l'attestato di partecipazione serve, quindi è un grandissimo onore per me ogni anno ridarvelo, sempre. Prego, posso avvicinarmi, mi scuso con gli operatori, ma questo ultimo momento, poi torneremo giù, prometto che torneremo giù. Germana, una battuta. Beh, grazie sempre per questa opportunità che ci date. Moda d'autore per noi ormai è casa, è famiglia, ma soprattutto la soddisfazione di attaccare anche questo nel nostro laboratorio insieme a tutti gli altri. Le ragazze aspettano con ansia questo momento e sono veramente contente. Grazie. Sabrina, tra l'altro giurata anche di Moda d'autore. Beh, io ringrazio voi per l'opportunità che date a noi e chiaramente alle ragazze. Io ci tengo però a raccontarvi una piccolissima cosa. Gli abiti che voi vedete realizzati sono realizzati con i tessuti che ci regalano. Noi non acquistiamo tessuti, a noi ci vengono regalati i tessuti che le persone tengono in casa, che comprano, che pensano di poter utilizzare. Poi magari viene a mancare una nonna, una zia, una mamma, devono disfarsene e li regalano a noi, li regalano al nostro laboratorio e noi facciamo questo lavoro di recupero. Nel recuperare i tessuti, diciamo, c'è un pensiero che è quello di non buttare nulla, ma non buttare soprattutto via le vite umane delle persone che sono lì dentro. Quindi è un circolo virtuoso che noi cerchiamo di mettere in piedi. Grazie. Grazie a voi Sabrina, state al centro con Paola che ci tiene sempre a questo scatto, quindi grazie e complimenti ancora, grazie e complimenti ancora. Molto bene, grazie. Bene, io vorrei, ci sono degli stilisti che stanno aspettando i nomi dei vincitori, ma vorrei ringraziare ancora coloro che hanno fatto parte della giuria, l'assessore al turismo del comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini, grazie. Poi abbiamo avuto l'assessore Marina Bidin, grazie anche a lei. Quindi Silvia Peruzzo Meggetto, imprenditrice, presidente terziario Donna Confcommercio Mestre, grazie anche a lei. Poi abbiamo da questa parte Sergio Giacon, scenografo, Festival Bar, Striscia Notizia, Casa Vianello, Bim Bum Bam e tante altre trasmissioni di successo. Mario Mirasola, autore, radio, televisivo e conduttore, grazie Mario. Dino Spallanzani di Reggio Emilia, grazie Dino anche a te. Ondina Pozzatello, grazie Ondina. E poi, come abbiamo detto, Sabrina Minucci. Ma ora è arrivato il momento di premiare. Andiamo, io invito Marina Bidin, l'assessore Bidin, ad andare a ritirare da quella parte il premio speciale che andremo ad assegnare. Vi preparate tutti, io avviso se volete passare anche dall'altra parte, così andate a ritirare i premi. Marina Bidin, pronta? Con la targa del premio speciale. Questo premio speciale va a Michael Lamattina di Bresso, provincia di Milano. Loro non sanno assolutamente nulla, sono tutti nel dietro le quinte che stanno festeggiando, sentite? Michael, complimenti, dobbiamo farlo qui la premiazione. Complimenti Michael, questo premio speciale è tutto tuo. Ci sono primo, secondo e terzo classificato e poi 3 premi speciali da assegnare questa sera. Michael, complimenti. Grazie a te, grazie a te. Grazie Marina, grazie assessore Bidin. Prossimo premio speciale. Prego, Sergio Giacon. Sergio, una battuta da parte sua ci farebbe molto piacere. Qualcosa di favoloso. Basta.
detto tutto così da una persona straordinaria come lei e col suo, la sua professionalità. Grazie per essere stato ancora con noi quest'anno e si goda le vacanze, Lignano, la vedo bella abbronzato. Certamente, 40 anni sempre così. 40 anni in vacanza, Lignano. Sergio Giacon consegna questo premio speciale a William Alexandro Lupu. William, complimenti. Premi speciali importanti perché sono tutti assegnati dalla giuria oltre al primo, secondo e terzo classificato. Grazie davvero. Ed ora vedo prontissimo Dino Spallanzani. Prego Dino, altro premio speciale da assegnare. Dino, buonasera, grazie per essere stato con noi anche quest'anno. Ormai è un secolo che sono qua con voi, è un piacere e tutti gli anni è sempre più difficile poter giudicare perché veramente sono diventati eccezionali. Grazie. Detto da voi è importante. Al centro perché assegniamo questo premio speciale a Manuela Bonizzoni di Mortara, provincia di Pavia. C'è? Che bello sentire gli stilisti che si sostengono, si applaudono. Complimenti. Grazie, grazie Dino. Ed ora al terzo posto io chiamerei l'assessore al turismo Massimo Brini che abbiamo visto prima nel corso della puntata con la targa per la o il terzo classificato. Assessore, questa targa va alla terza classificata, Erika Steinwidder di Art Bay Graz. Erika, i tuoi capi hanno colpito questa giuria di moda d'autore e ti sei classificata al terzo posto, complimenti. E ora l'assessore Brini ti dirà quello che io ho detto in tedesco perché l'assessore Brini conosce molto bene il tedesco e quindi grazie. Grazie Erika e complimenti. E grazie ovviamente alla Solebrini, poi mi farà piacere avervi tutti sul palco per la premiazione della vincitrice. Ed ora chiamiamo Silvia Peruzzo Meggetto che andrà a premiare la seconda classificata o il secondo classificato. Seconda classificata Sheila Condello di Ponteranica, provincia di Bergamo. Complimenti Sheila, premiata da Silvia Peruzzo Meggetto. Grazie anche a lei. E a questo punto io vorrei sul palco il vice sindaco del comune di Lignano Sabbiadoro, l'avvocato La Placa. Mi piacerebbe avere anche Paola Rizzotti in questo momento perché andiamo a premiare la o il vincitore. Paola, una battuta. Anche quest'anno siamo arrivati alla fine con... a me lascia sempre un po' di vuoto, no? Al momento delle premiazioni, perché poi dispiace sempre per chi non ha ricevuto un premio, anche se io penso che tutti siano vincitori, perché solo il fatto di essere arrivati qui veramente hanno già vinto, quindi i miei complimenti a tutti, oltre che ai vincitori. Grazie Paola, lascio voi al centro. Voglio ringraziare gli amici della SICOM per la sicurezza, grazie davvero, siete preziosissimi. Voglio ringraziare Telefriuli, l'operatore Simone Caramaschi e Gian Domenico Ricci in regia, un applauso anche per loro. Voglio ringraziare ancora una volta il comune di Lignano Sabbiadoro, qui rappresentato dal vice sindaco e dall'assessore al turismo Brini e dall'assessore Bidin. Voglio ringraziare tutto lo staff della Lignano Sabbiadoro Gestioni e della Terrazza Mare. Grazie, facciamo un applauso anche a loro perché ci consentono di usufruire di questa sala straordinaria. Vuole aggiungere qualcosa? Adesso un po' di suspense, vediamo chi si merita il primo, ma sono stati tutti veramente bravissimi. Quindi complimenti a tutti. Vince Moda d'autore 2022 Alessia Fragassi di Città Sant'Angelo. Alessia, hai vinto la 13ª edizione di Moda d'autore. Complimenti Alessia.
Questo è il momento più bello per chiedere una battuta. No, non ci credevo minimamente, non pensavo, anche perché gli abiti degli altri ragazzi sono bellissimi, sono fatti veramente bene, quindi non immaginavo. Niente, sono contentissima, non me l'aspettavo davvero. Molto bene, a questo punto c'è un altro regalo per te, Alessia, perché Lignano è bellissima, siamo in Friuli Venezia Giulia, dove oltre al mare, il sole, la sabbia che tu forse in questi giorni hai potuto vivere, c'è anche dell'enogastronomia straordinaria e noi abbiamo un amico che ci fa compagnia da tanti anni, che è il dottor Massimo Bassani, con la sua Isola Augusta, che ha per te dei vini di Isola Augusta, quindi ti porti a casa e questa sera brindiamo tutti insieme. Mi farebbe piacere in questo saluto avere sul palco, magari alle nostre spalle, Massimo Brini, l'assessore al turismo, l'assessore Bidin, che hanno fatto parte della giuria. Venite qui dietro insieme a noi, Silvia Peruzzo Meggetto, Sergio Giacon, Mario Mirasola, Dino Spallanzani, Ondina Posatello e Sabrina Minucci, se Sabrina ci può raggiungere. Grazie, un applauso per tutti loro, vi ringraziamo per essere stati. Ecco, arriva Sabrina. Alessia, qui. Ah, ok, appoggia il vino. Pensavo lo aprissero già adesso. Paola, qui con noi anche tu. Bene. Anche questa edizione di Moda d'autore si è conclusa, grazie a Walter Parisotto, il nostro fotografo, grazie a Telefriuli, ma soprattutto un applauso va a questi straordinari stilisti, protagonisti di questa edizione di Moda d'autore. Grazie a tutti voi, grazie, complimenti, grazie ai nostri ospiti, grazie al pubblico e ovviamente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito su Telefriuli. Ciao, buona serata, ciao.